Sindaco Brandara, la città di Naro non perde ogni anno la possibilità di ricordare quella festa della primavera che ha dato origine alla sagra del mandorlo in fiore. Assolutamente sì, e ne siamo orgogliosi. La sagra del mandorlo in fiore, ormai è risaputo, è nata a Naro, per ragioni logistiche è stata poi trasportata doverosamente nella città capoluogo, però noi ogni anno ci teniamo a mantenere viva quella tradizione. Per noi è una grande festa, è la festa dei naresi e non solo, è la festa dei bambini, è la festa della gente di Naro, ma siamo grati anche alle tante persone che ci raggiungono dai paesi viciniori e non solo per venirsi a godere una bella giornata. Oggi siamo stati tra l'altro abbastanza fortunati perché è una magnifica giornata di sole. E stamane sfilate, danze, balli, un programma tra l'altro ricco e articolato. Sì, stamattina come al solito c'è stata la sfilata che si diparte dalla piazza Roma, piazza San Calogero, poi sono arrivati in piazza e c'era un tripudio di colori, un tripudio di suoni, è stata veramente una bella festa. Abbiamo scattato delle foto veramente belle che vi farò vedere perché è con una grande emozione aver visto nuovamente viva la nostra città ed è una cosa molto bella. Intanto Naro sta avendo anche un grande momento di risveglio turistico perché ieri il castello era stracolmo di persone. Devo dire che da un po' di tempo molta gente viene a Naro, però in particolare da quando stiamo partecipando a questo contest del Borgo dei Borghi, noi siamo andati anche in lungo e largo a trovare anche persone, scuole nella Sicilia, perché noi per fare vincere la Sicilia bisogna votare Naro, si votava fino a ieri sera e ci ha dato una visibilità. Qualcuno dice ma stiamo retrocedendo a Borgo? No, noi siamo la città, la fulgentissima, però il nostro borgo speriamo che sia il Borgo dei Borghi davvero.